Sono Luigi Biasetto, sono venuto qui in questo borgo meraviglioso, Stramare di Segusino, ma chi ne aveva mai sentito parlare? Davvero, vorrei dire quasi per caso, ma in fiducia di un amico che mi ha detto vieni a raccontare il tuo punto di vista, di quello che per te è pasticceria e cosa vedi nel futuro di questa nobile, arcaica e futura anche professione per molti giovani. Sono campione del mondo nel 97, mister della nazionale per tanti anni e una pasticceria a Padova da 26 anni ormai, dove abbiamo sperimentato quello che era la nostra capacità di dare servizio, perché il servizio è importante, ma anche quella di comprendere quanto le persone erano pronte ad aprirsi, a scoprire dei nuovi orizzonti, cosa non facile nell'alimentazione, ancora di più in Italia dove abbiamo una cultura che è una delle più antiche del mondo, la più apprezzata al mondo, questo non c'è dubbio, e quindi la pasticceria ha un posto autorevole perché si finisce sempre con qualcosa di dolce. Una domanda brevissima e la risposta uguale. E adesso è difficilissimo trovare chef, camerieri, pasticceri, ma il vostro lavoro non interessa più ai giovani. Il nostro lavoro è fatto di passione, qualcuno dice sacrificio, il sacrificio è qualcosa che vedono gli altri, ma che chi in quel momento si sta realizzando, perché di questo stiamo parlando, di certo non può viverlo come tale. Quindi è un modo sicuramente di esprimersi. La pasticceria in particolar modo mette le mani nella chimica, nella fisica, nell'alimentazione, nella nutrizione. È veramente un settore dove si sperimenta quello che sono le reazioni. In pasticceria non si cuoce semplicemente, ma si uniscono degli ingredienti e nasce qualcosa di nuovo tramite l'energia che non è solo calore, è proprio fusione, quindi è un lavoro che appassiona e non è sicuramente un sacrificio. Ci sono oggi sempre più giovani attenti, sensibili, incuriositi, confusi perché fare questo mestiere, soprattutto per il sentito dire, può spaventare, può confondere, ma quello che noi vediamo sono dei giovani ragazzi sempre più intelligenti, ciò significa comprendere quello che si fa. Una volta era più difficile, oggi arrivano decisamente preparati, indubbiamente grazie anche alla rete, della quale bisogna diffidare, però ci sono delle buone nozioni.